Un silenzio rispettoso e composto. Sono in migliaia i triestini di tutte le età ad attendere, chi con gli occhi lucidi, chi con un fiore in mano, l'uscita delle bare di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta dal Famedio della Questura, dove ieri è stata allestita la Camera Ardente. All'arrivo dei feretri avvolti nel tricolore dei due agenti uccisi lo scorso 4 ottobre proprio nello stesso edificio, il silenzio si scioglie in un applauso commosso. Tricolore e parte l'applauso commosso di tanta gente che è assiepata qui fuori dalla questura. Il corteo funebre attraversa la città blindata, muovendosi rapidamente fra due ali di folla che saluta ancora con applausi il passaggio dei due agenti, ormai per volontà del comune cittadini onorari di una Trieste ferita ma che vuole reagire al dolore. E ancora portate a spalla dai colleghi, le bare di Matteo e Pierluigi fanno il loro ingresso in Sant'Antonio Nuovo, dove attendono i familiari e le autorità. Fuori dalla chiesa una folla che lungo il canale arriva fino al mare a seguire ancora in silenzio la cerimonia solenne. L'orazione funebre dell'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, che si rivolge direttamente a Matteo e Pierluigi, ricorda il loro duro lavoro e porta consolazione alle famiglie straziate e a un'intera comunità frastornata. Un abbraccio che sia allargato ai vostri genitori e familiari. Numerosi rappresentanti dello Stato presenti in chiesa, a cominciare dai ministri dell'Interno Luciana Lamorgese, dello Sviluppo Economico, il triestino Stefano Patuanelli e poi il presidente della Camera Roberto Fico, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il capo della Polizia Franco Gabrielli. Tanti anche i rappresentanti delle istituzioni locali, il sindaco di Piazza, il governatore Fedriga, assessori e consiglieri di comune e regione e alcuni sindaci di altre città d'Italia, ma soprattutto tanti cittadini comuni a stringere in un abbraccio i due agenti, le loro famiglie e i colleghi della Polizia di Stato e a commuoversi fino alle lacrime insieme al questore Giuseppe Petronzi. Saluto la volante alla sua ultima uscita, la volante 2. Infine le bare escono dalla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo in mezzo al picchetto d'onore. I feretri vengono caricati su due carri funebri e partono sempre salutati dalla folla con applausi e con un grazie gridato da più voci. Domani è previsto a Velletri il funerale di Matteo De Menego, venerdì a Giuliano quello di Pierluigi Rotta in forma privata.